Buon pomeriggio, buon sabato, prima trasmissione del 2025, il punto. Allora, oggi temi importanti, parleremo della riforma della giustizia, nello specifico della separazione delle carriere tra i magistrati, un tema che abbiamo già affrontato, un tema però diciamo che ha delle novità nel suo percorso che racconteremo oggi. In settimana c'è stato il no del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, che significa, mentre poi dal punto di vista politico, insomma, la riforma va avanti nelle aule parlamentari. Quindi ne parleremo con importanti ospiti che saranno qui in studio con noi e anche in collegamento. Ve li anticipo: ci sarà il procuratore capo di Messina, Antonio D'Amato, ci sarà Felice Giuffre, costituzionalista e componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura, ci sarà anche l'aggiunto, il procuratore aggiunto a Catania, Ignazio Fonso, il penalista Antonio Fiumefreddo, ci sarà anche un componente del direttivo dell'Associazione Nazionale Magistrati che è Andrea Reale, che è magistrato a Ragusa. Insomma, tanti ospiti all'interno di questa puntata, e poi ovviamente apriremo la finestra sulle sorti del Partito Democratico regionale dopo tutte le tensioni che hanno caratterizzato questo inizio d'anno, appunto idem. Nell'anteprima però, come sempre, lo spazio è dedicato un po' al racconto della settimana, come sappiamo fare noi, con la satira di Totò Calì. Ciao Totò, che saluto, che vedo collegato. Ciao a tutti e buon 2025. Ciao Totò, complimenti. Ma io avrò fatto prima il PD e poi la magistratura. Cioè, così. Perché magari si stanno acchiappando e non ci arrivano. Infatti faremo prima il PD, subito dopo di te ci sarà il PD. Direi che è il caso. Direi che è il caso. Allora, intanto facciamo il racconto della settimana con le tue vignette. Sono successe un po' di cose, noi non ci siamo fermati. Il 2024 è finito male, è iniziato peggio il 2025. E allora andiamo con le vignette. Quindi Trump che si è insediato. Si è subito sparata la sua prima battaglia, che è quella di conquistare il Canada. Il Canada, o Canada. Canada lo dicevamo noi. E qua canta, aveva una casetta piccolina in Canada, con un carro sembra armato. Quasi che andare a conquistare territori sia diventato lo sport un po' di tutti i potenti. Ridiamo, è una mara verità. Insomma, andiamo, prossima vignetta. Quindi Trump. Questa è fantastica, perché parliamo di Agrigento, capitale della cultura, che dal primo gennaio è diventata la capitale italiana della cultura per tutto il 2025. È giusto, siccome si parlava di cultura, si sono sparati questo cartello pieno di errori. Valle di Templi, Casa Natale contratta caos, insomma, vabbè. Insomma. E ci sono qua due asini che dicono insegna. Prima di insegnare imparasse l'italiano. Questa se la meritano, devo dire, se la meritano. Andiamo. Ti è piaciuta sta cosa, queste dichiarazioni tipo risico? Attacco? E qui torniamo sul Canada, sulla Crimea, per quanto riguarda invece i russi. E allora perché anche noi non ci buttiamo nella mischia? Ecco, questo qua ci sono due corsi che guardano le sponde della Sardegna. Che vedi? C'è un cartello in Sardegna che dice Corsica vi annetteremo. Insomma, non si risparmia nessuno su questi attacchi, su queste conquiste. È sempre stato il grande sogno dell'Italia. Questo è il PD, cos'è? Questo è il PD, ecco. Spaccatura nel PD, cosa succederà? È un rebus. Quindi il rebus, parola da 10. La soluzione è semplice, Barba Gallo, insomma, Barba Gallo, che è l'attuale segretario. Come gli finirà? Lo scopriremo tra un po'. Mi sa che abbiamo finito con le vignette, Totò. Allora noi ci rivediamo la prossima settimana. Guarda, ti anticiperò poi, appena chiuderemo il collegamento, il tema della prossima settimana, che è un tema che secondo te, per te, è molto caro, quindi non mi preoccupo, perché in Sicilia non mancano temi su cui ironizzare. Grazie Totò, buon fine settimana anche a te. Grazie sempre per questo angolo di satira intelligente, dico sempre. Allora, sigla, e poi ci collegheremo con Palermo per vedere com'è finita l'assemblea regionale del Partito Democratico. In collegamento avremo il segretario Anthony Barbagallo, credo, perché adesso non lo vedo. Intanto sigla e adesso vediamo.
E allora buon pomeriggio di nuovo, adesso entriamo nel vivo della nostra trasmissione, nel nostro dibattito. Abbiamo detto apriamo una finestra e lo facciamo subito con Palermo per l'esito dell'assemblea del Partito Democratico, perché insomma ci sono state inevitabili delle tensioni, diciamo, soprattutto diciamo, sulla guida della segreteria regionale, insomma come dire, tensioni quasi fisiologiche all'interno dei partiti. Vedremo come è finita questa assemblea. Nel frattempo saluto gli ospiti, Antonio Condorelli è qui con me, che ci accompagna sempre nel racconto di questa trasmissione. Quanti temi, Antonio? Ma oggi la situazione è calda, anche perché a Palermo questa assemblea del PD doveva non esserci, doveva esserci un commissariamento, invece probabilmente un rinvio, però ascoltiamo insomma quelle che sono le novità. Se la guarda in maniera disinteressata dal continente il collega e amico Giuseppe Pipitone del fattoquotidiano.it. Ciao Giuseppe, che già ride perché, Ciao a tutti. Perché quando si entra in queste dinamiche un cronista ho lunghi ricordi di assemblee del PD siciliano, diciamo, e quindi rido. E se la ride anche, questo non so se è un buon segno, Anthony Barbagallo da Palermo, che è collegato, eccolo qua. Buon pomeriggio Barbagallo. Buon pomeriggio a voi. Allora, fermo lì, perché noi abbiamo preparato una scheda per capire cosa stava succedendo, diciamo che anticipa un po' i temi. Addirittura. E poi, insomma, noi siamo seri, Barbagallo. Allora, Io scheda... pensavo che parlavamo di separazione delle carriere, che è venuta la pregiudiziale alla Camera. Anche qui separazione delle carriere, insomma, separazione dei ruoli. Vediamo che succede. Allora, la scheda curata da Simona Mazzone e Ottavio Longo, e poi parola al segretario, è ancora segretario Barbagallo? Così si dice. Così si dice, beh. Allora, scheda e poi Barbagallo. Si accende il clima del PD in Sicilia, alimentando vecchie e nuove divergenze e scoperchiando dissapori in capo al partito. Ma facciamo un passo indietro. Le parole del segretario democratico regionale Anthony Barbagallo, che ha denunciato dispersioni e sperpero di denaro pubblico nella finanziaria appena approvata all'ARS, non sono affatto piaciute anche a parte dei suoi compagni di partito, che l'ha intesa come una strigliata generale. È certo che al momento ci sono diverse correnti che dividono in fazioni il partito, in cui si è sprigionata un'aria avvelenata da vecchi rancori e accuse che non fanno bene al clima politico. All'ordine del giorno dell'attesa assemblea PD il nuovo statuto, ma 16 deputati firmatari di un documento che mira a dichiarare la nullità della convocazione potrebbero non presentarsi. Congresso questo che per gli esponenti dell'area Bonaccini va fatto a porte aperte con le primarie per il voto al nuovo segretario, mentre il motto di Barbagallo è quello di dare valore ai non eletti, ai militanti dei circoli. E in questo clima così incerto iniziano a uscire allo scoperto i panni sporchi. Dal vaso di Pandora salta fuori un ammanco nelle casse del PD da 140.000 euro, come scrive Repubblica, a causa del mancato versamento di quote, 500 euro al mese, dalla maggior parte dei deputati. Su 11 solo 3 lo avrebbero fatto. Adesso insomma la partita è aperta, a centrocampo la conferma di Barbagallo alla guida della segreteria, senza dimenticare che i numeri del partito alle ultime elezioni europee regalano la Sicilia agli ultimi posti per preferenze al Partito Democratico. A questo punto cosa dobbiamo aspettarci? Il commissariamento del PD siciliano o magari un referendum interno che probabilmente spaccherebbe ancora di più il partito? L'assemblea regionale del PD potrebbe essere risolutiva o servirà soltanto ad alimentare le tensioni? E su questa domanda posta in questo servizio di Simona Mazzone noi interroghiamo il segretario regionale del Partito Democratico. Allora Barbagallo, questa assemblea ha sciolto un po' di tensione? Ma innanzitutto la notizia è che non solo si è fatta l'assemblea perché una parte del partito e alcuni organi di stampa paventavano l'esistenza in video, il numero legale. Oggi c'è stata un'assemblea partecipatissima che fa parte delle... Sono a pranzo con Nicita e Provenzano, quindi magari se per la separazione delle carriere poi siamo fungibili, mi lascio un ospite in studio. Tutto in diretta.
dicevo, e certamente ha offerto un contributo significativo, un'assemblea partecipatissima, una discussione generale che si è svolta nell'articolazione complessiva di vari interventi, posizioni, ma che fa parte anche del tessuto del Partito Democratico, un partito che è abituato al confronto, che oggi certamente non è mai declinato nello scontro. Abbiamo chiuso i lavori alle ore 13, abbiamo determinato di trasmettere per il vaglio di conformità la bozza di statuto alla Commissione Nazionale di Garanzia e ci riaggiorneremo la prossima settimana per il proseguo dei lavori. Credo che è un primo passo importante e credo che abbiamo imboccato la strada giusta. Occorre fissare le regole. Io sono convinto che già nella prossima seduta l'Assemblea potrà approvare il regolamento, ecco, anche con il vaglio della certificazione di conformità, che è il presupposto per avviare la fase congressuale. Ma cosa prevede sostanzialmente questo regolamento? Quindi, venendo alla domanda di Condorelli prima, non è stato un rinvio, c'è stata una prima determinazione nel trasmettere gli atti per il vaglio di conformità e c'è stata una prima determinazione in ordine a un dibattito significativo che sostanzialmente si è già chiuso sulla discussione generale. Poi la prossima volta andremo sulla parte emendativa e sulla parte relativa alle dichiarazioni di voto. Cosa prevede questo regolamento, queste modifiche, cosa prevedono sostanzialmente? Le modifiche cosa prevedono sostanzialmente? Quali sono le novità che arrivano da questa assemblea? Perché c'è stato un braccio di ferro importante. Si sta mettendo sottosopra. Barbagallo, ha sentito la domanda? Dice cosa prevedono queste modifiche? No, ho sentito la domanda, Luca, sento solo te. Allora dice cosa prevedono queste modifiche, chiede Condorelli, nella sostanza. No, modifiche, noi abbiamo trasmesso a Roma il regolamento così come proposto, e la proposta è quella che ho fatto e che ho nota sugli organi di stampa, cioè di quello che ritiene la segreteria regionale, cioè che a votare in questa fase congressuale debbano essere gli iscritti al partito, che in base ai nostri dati certificati relativi al 2024 saranno circa 15.000, e quindi è giusto che in questa fase a dare voce e a dare la scelta e a fare la scelta degli organi dirigenti siano proprio gli iscritti al partito, i circoli, i militanti, perché è un tempo in cui dobbiamo stringere sempre più il rapporto tra eletti e il nostro mondo, e in una fase in cui occorre costruire anche una piattaforma politica spinta dagli iscritti al partito. Senta Barbagallo, noi abbiamo detto nel servizio, diciamo, il tema sembrava essere quello di uno scontro, diciamo, tra due aree politiche, no? Cioè quella del segretario Lischlein e quella di Bonaccini, l'europarlamentare. Il tema però credo, diciamo, tra le righe sia un altro, no? Cioè alimentato da questo scontro, cioè da queste polemiche dopo l'Assemblea regionale siciliana, la finanziaria dell'Assemblea regionale siciliana. Il tema però sembra essere, come dire, più politico, cioè è come se qualcuno non avesse percepito che in Sicilia, anche in Sicilia, nonostante i risultati che siano tra i più bassi in Italia, si volesse dare corso a questo nuovo approccio modello Lischlein, che è diverso rispetto a tutto quello che c'è stato prima, no? Questo è un po' in sintesi, in estrema sintesi. Io credo che quello a cui fai riferimento tu, Luca, è uno dei temi congressuali, cioè riuscire a portare nell'azione di ogni giorno del partito in Sicilia lo sforzo straordinario che sta facendo Lischlein a livello nazionale, a partire dalla radicalità dell'opposizione, a partire dalla radicalità nella trattazione di alcuni temi come la sanità pubblica o la scuola pubblica, per non parlare del trasporto pubblico locale. Ad esempio nella nostra provincia, a Catania, abbiamo una condizione di trasporto pubblico locale che è peggiore a quella che avevamo 50 anni fa, gli spostamenti e i collegamenti tra alcune zone della provincia. Cioè lei praticamente, Barbagallo, scusi la interrompo, lei ha detto ai suoi colleghi dell'Arsi, cioè vi siete comportati come si comportano quelli degli altri partiti, cioè non avete... No, su questa vicenda dell'Ars generalizzare è sbagliato. Il gruppo all'Ars ha fatto un grande lavoro finanziario, ha impedito che il governo creasse ulteriori carrozzoni,
ha dato il contributo per alcune misure significative come quella per il credito al consumo per le famiglie a basso reddito, per non parlare poi del sostegno agli enti locali, dissesto e predissesto. Poi ci sono stati degli errori dei singoli che non hanno tenuto la linea complessiva del partito, ma sugli errori dei singoli non si può generalizzare, ognuno risponde agli errori che fa e che non hanno nulla a che vedere col partito, e mi riferisco ad alcuni post e con la parcellizzazione della spesa che non fanno certamente parte della storia del partito. Cosa ne pensa per esempio del fatto che qualcuno del Partito Democratico ha partecipato a questa distribuzione di fondi e destinato come se si trattasse di un esponente della Democrazia Cristiana fondi per esempio al mastro di campo di mezzo uso, cioè parcellizzando e distribuendo fondi in modo capillare secondo il costume del centrodestra classico? Insomma, se l'ha fatto perché come dire, io non ho ritorni specifici, ma se ci fossero stati interventi di questo calibro certamente non sarebbero gli interventi concordati con la segreteria regionale prima della sessione di bilancio, e certamente non sarebbero interventi che ispirati anche sulla linea della segretaria Elly Schlein. Allora, stavo leggendo un po' di lanci di agenzie in questo momento Barbagallo, mi sembra come dire, ragionevole quanto ha detto Ferrante, dice mi auguro che insomma in questa fase il partito riesca a fare un salto di qualità, ma soprattutto leggo anche l'esponente del Partito Nazionale Taruffi che dice escluso ovviamente il commissariamento, questo lei lo sa, domani sarà a titolo di giornale. Vabbè, qualcuno che pensava di commissariare già mi sembrava una notizia veramente fantasiosa. Abbiamo un partito non solo con i conti regolari, con le procedure che sono state sempre particolarmente trasparenti, come ha riportato il giornale oggi, mi riferisco alla Sicilia. Gli ultimi 3 mesi abbiamo fatto 6 segreterie. Ha ricordato lei, era l'intervista a lei. Cioè... 6 segreterie, 3 direzioni regionali, l'assemblea, questa è la seconda. È tutta una polemica strumentale questa sul commissariamento che non è veramente campata, che non aveva nessun fondamento reale, era soltanto, serviva soltanto per gettare fuori. Giuseppe Pipitone, che diciamo, conosce bene diciamo, questa regione, i vizi e le virtù. No, Giuseppe non è del PD, Giuseppe fa il giornalista. Allora, Giuseppe, il fattoquotidiano.it. Allora, Giuseppe, insomma, che dici? No, mi ha colpito intanto che Barbagallo, diciamo, si autocitasse, come dire, citava la Sicilia, ma erano parole sue, se non sbaglio, in un'intervista, va bene. No, mi interessava chiedere al segretario, no, l'obiettivo del PD in Sicilia oggi qual è? Cioè essere il partito principale d'opposizione del centrodestra? Costruire un'opposizione, puntare a governare la Sicilia? Perché io onestamente va bene che abito ormai lontano da 10 anni, leggo e poi ho vari amici che fanno parte di quel partito. Mi sfugge questa cosa qui, cioè qual è l'obiettivo del Partito Democratico in Sicilia oggi qua? Ma l'obiettivo del Partito Democratico in Sicilia oggi è costruire l'alternativa a questa destra che in Italia è la peggiore destra, con attori protagonisti che sono gli stessi di 50 anni fa, e per farlo non solo deve costruire un'opposizione innanzitutto che sia credibile, ma anche un'opposizione nei territori, a partire da quello che abbiamo fatto questa settimana, visitando ogni angolo di alcuni pronti soccorsi dell'isola, a partire da un nuovo modello di scuola pubblica, a partire da un numero maggiore di ispettori del lavoro che andrebbe quintuplicato in Sicilia rispetto a quelli attuali, per non parlare poi della riconversione ecologica, della transizione green e della lotta alla mafia. Questi sono i temi. Io sono convinto che il partito regionale uscirà rafforzato da questo congresso e potrà affermare sempre di più la sua posizione di baricentro dell'alternativa e baricentro della coalizione per costruire una Sicilia diversa rispetto a quella
che viviamo adesso. Ecco, Barbagallo, lei ha fatto riferimento alla coalizione, diciamo, superata la bufera, diciamo, di queste ore, poi ovviamente si lavorerà per il partito, ma quale sarà questa coalizione? Chi comprenderà questa coalizione? Perché sappiamo ci sono accanto a lei Nicita, Provenzano, lei stesso è un rappresentante nazionale del partito, quindi c'è da come dire, dialogare con le altre forze politiche del centrosinistra, nonostante quello che è successo proprio in Sicilia tempo fa. Il tradimento è ancora sotto gli occhi di tutti, mi riferisco al Movimento 5 Stelle, diciamo alle ultime regionali. Oltre ai partiti tradizionali come il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, certamente la sfida è quella di coinvolgere la società civile e i migliori amministratori che ha questa terra e soprattutto parlare ai giovani. Io credo che serva mettere in campo una nuova classe dirigente, la migliore Sicilia che c'è anche oggi nelle università, nei mondi studenteschi, nell'associazionismo e nei centri vitali, che possono raccontare una nuova scommessa, una Sicilia che possa tenere il passo delle altre regioni europee e non debba essere disegnata come la Cenerentola d'Europa, dove Schifani e i suoi soldati si acconciano su mance e maccette in ars senza risolvere uno dei tanti problemi che ha la Sicilia, dalla siccità al lavoro, alla povertà. Io credo che questo slancio il PD non solo se lo può intestare, ma lo può costruire con pazienza. Il nostro congresso servirà a questo. Allora, Barbagallo, ieri c'è stato Franceschini, intanto ci fa vedere Provenzano e Nicita che sono con lei, tanto sono vicino. Aspettate un attimo, mentre lei si muove, ovviamente io ricordo a lei e ai nostri telespettatori. Qua c'è Nicita, parlano delle separazioni della carriera, questo è Nicita, vedete? Ecco, buon pranzo, senatore Nicita, buon pranzo. Vabbè, ora dopo vi faccio vedere Provenzano che era dall'altra parte, ma non vi preoccupate. Madonna, che tavolata c'è là, insomma. Siete tutti. I migliori accordi si fanno a tavola. È sempre così. Ma dov'è che stanno pranzando? Non si può dire, non possiamo fare pubblicità ai locali. Non si può fare, non si può fare pubblicità Pipitone, pure tu. Non fare uscire il palermitano che è in te. Un po' di... Allora, facciamo così. Ieri c'è stato Franceschini in Sicilia, è stato a Messina e a Catania per presentare il libro. Era stato, come dire, già ieri sera, aveva anticipato più o meno quello che sarebbe successo stamattina, tessendo le lodi di Barbagallo. Ricordiamo che Franceschini è il principale come dire, sponsor di Elly Schlein alla segreteria nazionale del Partito Democratico, però insomma è stato un momento per parlare anche di altro, no? Dei rapporti del Partito Democratico col governo, dei rapporti anche interni al mondo del centrosinistra, per esempio sulle nuove idee di Prodi e Del Rio che in qualche modo, è stato detto tra virgolette, evocano l'esperienza della Democrazia Cristiana. Allora, sta succedendo di tutto a Palermo, lo sentiamo in bassa frequenza. Ascoltiamo l'intervista a Dario Franceschini e poi magari ci risentiamo con Barbagallo nel corso della trasmissione e con gli esponenti del Partito Democratico, anche per entrare nel tema principale della nostra puntata, che è appunto la separazione delle carriere. L'intervista e poi la pubblicità. Si sente più a suo agio nella veste di scrittore o nella veste di politico? Ma in tutte e due. Sono due passioni che convivono. Del resto, se avessi avuto due vite, in una avrei fatto il politico e nell'altro lo scrittore. Ne ho una sola di vita e quindi devo per forza far convivere le cose. Senta, un romanzo che diciamo, fa ovviamente tanto riferimento alla storia. In questo particolare momento che significa? In quest'anno si è parlato molto di fascismo, delle origini del fascismo, con i libri di Scurati, il film di Scurati, il tratto dal libro di Scurati, i 100 anni di Matteotti, l'anno scorso i 100 anni di Don Minzoni. E io ho studiato quegli anni all'università per fare la tesi di laurea e ho sempre pensato di ambientare una storia in quegli anni così difficili e violenti ed è nato Acqua e Terra.
Andiamo un po' all'attualità, proprio rimarcando anche il ruolo del Presidente del Consiglio. Il caso Sala, diciamo, ha messo un po' d'accordo tutti sulla figura del Presidente del Consiglio, o no? È ancora un Presidente del Consiglio che è garante? Diciamo, non è tema di figure di garante, perché il Presidente del Consiglio è espressione di una maggioranza di centrodestra e l'opposizione occupa le posizioni di centro-sinistra, però quando si è di fronte a un problema che riguarda tutto il Paese, come la liberazione che è avvenuta in queste ore, non c'è divisione politica che conti, se è un risultato positivo per il Paese l'abbiamo riconosciuto tutti. Non cambia la natura del rapporto tra opposizione e maggioranza, che è sana in una democrazia. Ciò non toglie che di fronte a un fatto positivo e che condivide tutto il Paese, che aspettava tutto il Paese, si possa riconoscere un'operazione, un'attività positiva. Ma la domanda è proprio questa, cioè c'è questo rapporto di sana contrapposizione tra maggioranza e opposizione, secondo lei? C'è, ci sarà ancora. E contemporaneamente dentro questo rapporto sano di contrapposizione maggioranza e opposizione nulla vieta di riconoscere una cosa positiva quando avviene. Senta, all'interno del Partito Democratico che vita c'è? È un momento positivo, non ci sono di tante divisioni, la segretaria Schlein ha un riconoscimento ufficiale condiviso dal partito anche per i buoni risultati delle europee. Nei livelli territoriali a volte c'è qualche tensione, ma si governa, è naturale che in un grande partito ci siano opinioni diverse. Secondo lei gli iscritti al Partito Democratico, anche i simpatizzanti, cioè quelli che votano il Partito Democratico, hanno capito questo nuovo corso di Elly Schlein? Beh, più che un'impressione è un dato di fatto. Il PD alle elezioni europee ha recuperato molti voti, ha vinto regioni importanti, quindi i risultati sono arrivati. In Sicilia per esempio il partito però non va tanto bene. Io credo che Barbagallo abbia fatto un lavoro molto positivo in questi anni e abbia sempre lavorato per mantenere il più possibile l'unità, e sono convinto che ci sia lo spazio per ricomporre tutte le distinzioni. Senta, lei nasce democristiano, che ne pensa di questa nuova idea di Romano Prodi, la comunità democratica, vuole chiamare questo suo nuovo? Non è un'idea di Prodi, c'è l'idea che dentro il Partito Democratico ci sia bisogno anche di una voce più organizzata di cattolici democratici a fin di bene, quindi l'iniziativa di De Rio la giudico positiva. Lei pensa che ci sia veramente questo ampio spazio, diciamo, nel centro, a cui poi tutti tendono, no? Da destra a sinistra si cerca di prendersi questo spazio dei moderati, che poi non si capisce più nemmeno se esiste davvero, come bacino? C'è, nel senso che ci sono elettori incerti tra votare di qua o votare di là, incerti se votare o stare a casa, che vanno convinti, e quindi penso che quei voti siano importanti, non dico determinanti ma sicuramente importanti. Lei è un uomo di grandissima esperienza, un politico di ragionevolezza, ma diciamo, come si fa a smembrare, a smontare il più grande partito del paese, che è il partito che ha fatto riferimento lei, dell'astensionismo? Bisogna dare buon esempio, le persone più che alle parole credono agli esempi, seguono i leader che si capisce che credono veramente in quello che dicono, quindi la principale cosa è la testimonianza, fare vedere che ci si impegna per il Paese per risolvere problemi così difficili e la gente torna a votare. Rientriamo in diretta nella nostra trasmissione di oggi, ancora ben trovati. Abbiamo aperto una finestra con gli esponenti del Partito Democratico regionale, freschi di assemblea come diremmo in questi casi. Abbiamo dato in diretta l'esito appunto di questo incontro. Adesso però dedichiamoci al tema principale della nostra trasmissione, che è appunto la separazione, la giustizia, la separazione delle carriere tra i magistrati. Ne abbiamo parlato altre volte in questa sede, con opinioni anche contrastanti, un dibattito che è sempre appassionante, e ne riparliamo perché ci sono ovviamente delle novità che arrivano dalla cronaca e dagli eventi. Allora vi presento gli ospiti, al mio fianco il professore Felice Giuffre, costituzionalista dell'Università di Catania, componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura, il procuratore aggiunto a Catania Ignazio Fonso, Antonio Fiumefreddo, noto avvocato penalista ma anche noto alle cronache politiche, insomma, di qualche tempo fa Fiumefreddo, però insomma non si dimentica mai, è una passione, no? Poi resta.
nel taschino. Saluto anche Andrea Reale, componente della direttiva nazionale dell'Associazione Nazionale Magistrati, ben trovato, anche lui ritorna con noi. Ben trovato Reale, anche sono state apprezzate nelle altre trasmissioni le sue posizioni in qualche modo dialoganti. Tra poco collegheremo anche Antonio D'Amato, che è procuratore, capo della procura a Messina. Saluto ancora Giuseppe Pipitone, collega del fattoquotidiano.it, sempre molto attento alle questioni, sia il quotidiano sia il sito, sia lui stesso in particolar modo, attenti alle questioni che riguardano la giustizia. Saluto anche, è rimasto con noi, Antonio Condorelli, ovviamente, che alimenterà il dibattito. Ciao Antonio, ti risaluto. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, partiamo proprio dalle ultime, dagli ultimi dati, cioè da quello che è successo. Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, quindi tutto il Consiglio Superiore della Magistratura, togati e laici, hanno respinto la proposta di riforma del ministro Nordio. L'unico pasdaran in questo caso, no, non era l'unico, uno dei pochi, la proposta invece che era portata avanti dal professore Felice Giuffre era tutt'altra e non è stata in qualche modo accolta. Nel frattempo però dobbiamo anche annotare questo, che il governo, quindi la parte politica, la riforma, cioè il ministro che porta avanti questa riforma, ha portato avanti la riforma stessa nelle aule parlamentari, e qui c'è stato, si è blindato in qualche modo questa riforma. Professore Giuffre, allora che è successo? No, innanzitutto, per chiarezza, il Consiglio Superiore della Magistratura mercoledì scorso ha esaminato due proposte che provenivano dalla sesta commissione, una sfavorevole, quindi contraria al disegno di legge 1917, e l'altra favorevole. Io ero il relatore di quella favorevole. In Consiglio le correnti della magistratura, cioè magistratura indipendente, Unità per la Costituzione, Area e magistratura democratica, hanno votato insieme ai due laici, ai tre laici di centrosinistra, la proposta contraria. Il consigliere Mirenda, indipendente, si è astenuto pur manifestando la propria adesione quasi totale alla proposta di cui ero relatore io, e gli altri laici di centrodestra invece hanno votato per la proposta favorevole al disegno di legge, senza però segnalare alcune proposte alternative che abbiamo rimesso alla valutazione del Parlamento. Quindi la nostra posizione è una posizione favorevole al DDL in discussione alla Camera, ma con un ponte verso quella parte della magistratura più dialogante, e questo ponte è rappresentato proprio dalle proposta, lo ricordiamo per i nostri telespettatori, è separare un po' quello che era il pallino di Silvio Berlusconi, no? per intenderci, anche per così inquadrarlo politicamente questo tema. Sono tre i temi: la separazione delle carriere tra magistrati, giudicanti e inquirenti, il nuovo Consiglio Superiore della Magistratura con il sorteggio dei componenti togati e l'Alta Corte Disciplinare. Su questo il CSM ha detto in sostanza no, per varie ragioni. Che dice Fonso? La sua faccia dice tutto. Lei che posizione ha? Glielo chiedo subito. Glielo dico subito. Allora, intanto secondo me bisogna sgombrare il campo da alcuni equivoci di fondo. C'è presente il dottor Reale, che non mi avventuro a definire collega perché sennò mi potrebbero saltare addosso. Allora, il dottor Reale fa il giudice per le indagini preliminari a Ragusa. Allora, noi dobbiamo sgombrare il campo innanzitutto da due equivoci, che sono: primo, che con la separazione delle carriere si eviterebbe il cosiddetto appiattimento dei giudicanti sulle posizioni dei requirenti. I dati statistici sono tutti di segno opposto. Sfido chiunque a dimostrare, e lo chiedo al dottor Reale, se mai abbia assunto egli nel corso della sua attività professionale una decisione per fatto di mera colleganza. Quindi questo dato presupposto è errato, mi permetta, professore. Secondo, si sostiene che con la separazione delle carriere, oltre a una giustizia maggiormente giusta, si avrebbe una maggiore celerità dei processi. È un dato totalmente che non ha nessun fondamento tecnico giuridico, non ci sarebbe nessuna accelerazione
nessuna maggiore esistenza di garanzie nei confronti, in particolare del processo penale, nei confronti degli imputati. Aggiungo che ormai di fatto le carriere sono separate, perché i dati statistici ci dicono che per i paletti che già esistono il numero dei colleghi che passano da un funzione all'altro è ormai esiguo, si tratta di percentuali sotto lo 0%. Io ricordo, come dicono spesso gli avvocati a me stesso, che i più grandi magistrati, miei maestri che io ho conosciuto, avevano svolto sia funzioni requirenti sia funzioni giudicanti. Un nome per tutti, Gabriele Alicata, che fu grande procuratore della Repubblica a Catania, da procuratore della Repubblica diventò presidente della Corte d'Appello e nessuno gridò allo scandalo, proveniva dalla Cassazione. Poi lei ha affrontato altri due elementi. E bisogna allora dire questo, perché è inutile trincerarsi dietro le ipocrisie. Quindi sulla separazione è un no convinto. Sì, è inutile trincerarsi dietro le ipocrisie. Se tu separi le carriere e crei un doppio CSM, inevitabilmente è inutile che si dica no, si deve rivedere il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e valutare se questa debba diventare discrezionale e quindi essere rimessa a chi? La determinazione, al Parlamento, al legislatore, al CSM nuovo che dovrebbe venirsi a creare. Questo servirebbe a evitare, perché dobbiamo dirlo senza infingimenti, i protagonismi che vengono contestati ad alcuni magistrati, questo non potrebbe farsi sin da adesso senza bisogno di modificare l'assetto costituzionale in questi termini drastici. E infine, per la questione dell'Alta Corte, qui il discorso diventa diverso. La giurisdizione domestica non va mai bene, probabilmente su questo si può ragionare e riflettere con delle forme di garanzia, perché il discorso, e poi magari ci torneremo, diventa un po' complesso e attiene alla incapacità, lo dico senza polemica, della politica di fare il suo mestiere astraendosi dalle vicende giudiziarie. Allora Fonso, lei ha espresso di fatto tutte le posizioni che sono diciamo le posizioni delle correnti della magistratura, tranne una che ovviamente è quella che rappresenta il professore Giuffre. No, io rappresento i laici. I laici, però insomma diciamo quelli vicini. Forse il dottore Reale. A questa idea, il dottore Reale. Allora, diciamo, il tema è questo, no? Cioè, c'è una magistratura che si oppone ovviamente tout court a questa riforma. C'è qualcuno un po' più dialogante in realtà come lei, però diciamo in questo caso diciamo proprio questa riforma non piace proprio ai suoi colleghi per varie ragioni, alcune le ha elencate anche il procuratore Fonso. Sì, dico la mia senz'altro. Intanto saluto tutti quanti in studio, professore Giuffre, io lo chiamo il collega Fonso. Quando non ci sarà separazione preferisco. Ma io l'ho detto provocatoriamente, Andrea. Caro procuratore, caro. C'è della simpatia, anche tra i magistrati. In realtà no, ma anche con gli avvocati e con i professori. Il dialogo e soprattutto l'apertura mentale, secondo me è fondamentale. Dico questo a proposito di quel primo spunto che lei ha dato sul dialogo. Il dialogo è fondamentale per i magistrati con tutte le istituzioni e appunto per questo quando poi si dice che c'è questo corporativismo da parte della magistratura associata, io le dico che invece non è così. C'è stato un documento unitario nato proprio dalla incapacità delle altre istituzioni, parlo ovviamente di quelle legislative, di dialogare con tutte le componenti della magistratura associata, che non sono solo le correnti. Caro dottor Ciliberti, ci sono anche magistrati che fanno parte e che agiscono dentro l'associazionismo e dentro il Consiglio Superiore della Magistratura, che hanno idee del tutto, diciamo, indipendenti e che riescono a ragionare in maniera del tutto avulsa dalle logiche correntizie. E vengo subito ai punti principali. Primo, io vado sul punto intanto che interessa anche la mia attività associativa e per la quale sempre mi sono battuto. La composizione togata del Consiglio Superiore della Magistratura e il metodo di scelta. Esiste dentro la magistratura una forte componente di colleghi, addirittura migliaia di magistrati, che hanno in un referendum consultivo ribadito che la magistratura associata è favorevole a forme di sorteggio temperato dei componenti togati del CSM. Che vuol dire?
che circa 1800 colleghi ritengono che se si venisse a scegliere da un paniere di un multiplo del numero dei candidati per il Consiglio Superiore, attualmente sono 20 i togati, mettiamo che riusciamo a sorteggiarne 100 e possiamo mantenere l'attuale assetto anche diciamo della Costituzione con riferimento al metodo di elezione del Consiglio Superiore, quindi mantenendo un sistema misto sia di sorteggio che di elezione. Questo garantirebbe, secondo noi, perfettamente due situazioni e due principi fondamentali. Primo, il criterio della democraticità nella scelta dei componenti togati e il criterio della rappresentatività, perché questo ovviamente resterebbe assolutamente garantito. Quanto alla separazione della carriere, e questo chiudo sul tema perché so che è giusto non prendere troppo tempo, quanto alla separazione delle carriere, qua pure c'è una posizione variegata, perché noi, articolo 101, è un gruppo non gruppo, ecco, molti scherzosamente ci chiamano una corrente contro le correnti, va bene, ormai accettiamo un po' di tutto a mo' di scherzo, va bene tutto quanto. Però il nostro gruppo, per esempio, ha ritenuto che anche sulla separazione della carriera, anche lì abbiamo delle idee abbastanza variegate, che poi nella maggioranza poi sono venute a tradursi in una posizione di contrarietà, perché riteniamo che nell'attuale assetto costituzionale, di fatto, la figura del pubblico ministero e il discorso della parità dei poteri tra le parti all'interno del processo sia una questione di tipo processuale, e il nostro processo penale, grazie a Dio, con le riforme che ci sono state dall'88 in poi, e sono state veramente tantissime, garantisce in tutte le aule giudiziarie, e qua mi rifaccio all'ottimo procuratore Fonso, quel distacco e quella serenità di giudizio che rispetto a un'ipotesi accusatoria qualunque genere di giudice di questo tribunale, di questa Repubblica Italiana, comunque riesce a garantire. Cioè un distacco e la verifica di un fatto storico non è che viene condizionata dalla uguale carriera che noi abbiamo con i pubblici ministeri, perché se il fatto e le prove che mi porta un pubblico ministero non sono idonee a sostenere una colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, non ci può essere giudice che vada a condannare un imputato. Questo, e gli ultimi processi, compresi quelli di Palermo, dimostrano chiaramente proprio questo principio e questa naturale diciamo, fisiologia del processo penale. Allora io mentre saluto Ora ci torniamo Reale. Mentre saluto il capo della Procura di Messina, Antonio D'Amato, benvenuto, buon pomeriggio procuratore. Io vorrei, nel frattempo lo sistemiamo anche il collegamento, io vorrei coinvolgere il collega Giuseppe Pipitone del fattoquotidiano.it per riportare a terra, no, questa discussione che sembra una discussione tra massimi sistemi. Giuseppe, che vuol dire? Cioè, perché è così importante in questo particolare momento storico questa riforma della giustizia, la riforma Nordio, diciamo, che in questo caso riguarda appunto anche la separazione delle carriere? Importante in questo momento storico, ma possiamo dire che era importante almeno da una quarantina d'anni, visto che la prima volta che si legge nel nostro paese della separazione della carriera è il cosiddetto piano di rinascita democratica di Licio Gelli, ma magari poi ci torniamo su questo. È importante perché è un passaggio fondamentale che da sempre il centrodestra, soprattutto dai tempi di Berlusconi, insegue, cioè ridurre il pubblico ministero all'avvocato della polizia, perché di questo si tratta. Quindi essenzialmente loro vareranno una riforma, e la vareranno, in cui il giudice e il PM non saranno, come avviene adesso, obbligati dalla Costituzione a cercare tutti e due la verità con imparzialità, malgrado quello che dicono ultimamente non solo il ministro Nordio, ma vari esponenti di primo livello di questa maggioranza. Oggi che cosa succede? Se il PM trova una prova a scarico dell'imputato, la deve portare a processo, e se si convince che l'imputato è innocente deve chiedere l'assoluzione, perché se invece fa una cosa diversa, cioè nasconde le prove che potrebbero fare assolvere il suo imputato, rischia una condanna, come è successo recentemente, al momento solo in primo grado, per 2 magistrati della Procura di Milano del processo sulle tangenti Eni Nigeria, accusati di aver nascosto prove a favore dell'imputato, sono stati recentemente condannati in primo grado. Ebbene, se dovesse passare questa riforma, sottolineo, noi e io siamo contrari, ma non contrari a livello ideologico, contrari a livello pratico, magari poi parliamo un attimino di numeri reali, però in un certo senso a questo punto spero che la facciano presto, e voglio vedere questa riforma andare, come si dice, alla prova su strada, per dimostrare per l'ennesima volta come chi si occupa di giustizia in questo momento al governo
dica continuamente cose che non corrispondono alla realtà, forse perché non ci capisce bene di giustizia o forse perché racconta bugie. Lo abbiamo visto con altri pezzi, altre riforme Nordio già approvate e diventate definitive solo da pochi mesi e che hanno creato dei disastri incommensurabili. Anche su questo magari poi torniamo. Quello che volevo dire io è continuano a raccontare che essenzialmente il problema è che PM e giudice sono troppo amici, sono, diciamo, perché fanno il suo lavoro, no? Sono magistrati entrambi, e quindi per un povero cittadino che finisce imputato non c'è scampo, perché appunto PM e giudici sono amici, ovviamente il giudice seguirà quello che dice il PM. Ebbene, nel 2021 il 54% dei processi che sono stati celebrati nel nostro paese sono finiti con l'assoluzione, cioè esattamente col contrario di quello che chiedeva il PM. Quindi i giudici, in un caso su più di un caso su due, hanno fatto esattamente il contrario di quello che chiedeva il PM, che in teoria dovrebbe essere, insomma, un loro amico. Che cosa accadrà con questa famosa separazione delle carriere? Accadrà esattamente quello di cui ci parlano ora, però come se fosse, diciamo, un problema attuale. I PM si trasformeranno in avvocati della polizia, cioè in prosecutor, come vengono definiti in America, no? Che cercano ovviamente di aumentare le statistiche, di aumentare i numeri, cercheranno ovviamente soltanto le condanne, perché quello è il loro lavoro, inseguire i criminali e farli condannare. Oggi se un avvocato porta una prova, l'avvocato è pagato dal suo cliente per trovare prove appunto che lo fanno assolvere, se invece porta al giudice una prova che lo fa condannare, l'avvocato finisce ovviamente, viene punito per infedele patrocinio. Il PM, come dicevo all'inizio, invece è obbligato a portare prove a discarico. Come vogliono cambiare invece l'ordinamento giudiziario, cambierà questa situazione. Ci continuano a dire che è un'emergenza, che velocizzerà la giustizia. Oggettivamente non velocizzerà nulla, perché non si capisce come lo devono velocizzare, e soprattutto non è un vero problema. Non si sono citati i numeri, ma fatti, però un numero lo vorrei fare dettagliato, così rimane, nella testa di chi ci guarda. Lo 0,38%, cioè 34 magistrati su 8.851 sono quelli che hanno cambiato funzione. Cioè da PM sono diventati giudici e da giudici sono diventati PM nell'ultimo anno. Mi sembra, che per lo 0,38% non si fa una riforma costituzionale. Allora ti faccio rispondere da Giuffre, poi dico a tutti, così agevoliamo anche la comprensione, perché il tema è di difficile approccio anche per i nostri telespettatori. Interventi più brevi, mirati, più chiari da farsi comprendere anche dai telespettatori. Allora Giuffre, tantissime tanta carne al fuoco, tanta carne al fuoco. Allora, innanzitutto la separazione dilazioniamo anche ovviamente le risposte. Allora, innanzitutto la separazione delle carriere è un esito, direi, naturale del passaggio dal processo inquisitorio, in cui c'era lo Stato detentore di una verità che poi l'avvocato e il cittadino si doveva occupare di smontare in giudizio, al processo accusatorio, che è quello delle liberal democrazie, in cui il pubblico ministero, che rappresenta lo Stato, è detentore di una ipotesi accusatoria che deve essere dimostrata in contraddittorio, con parità delle armi, davanti a un giudice terzo. Il modello democratico è questo modello, il modello inquisitorio è un modello che costituisce un residuo dello Stato autoritario liberale ottocentesco e fascista dopo. Quindi è superato dai fatti. È superato dai fatti, è superato dai principi delle liberal democrazie di tutto l'Occidente, ma piuttosto che richiamare il piano di rinascita democratica, richiamiamo Giovanni Falcone, che riteneva esito naturale la separazione delle carriere con l'introduzione del processo. È inutile che diciamo di no, perché le cose sono scritte. È così. Ci sono, potete parlare, è dibattito, siete tutti aperti, compresi i collegamenti, quindi quando volete intervenire potete farlo. Perché comunque le cose di Falcone sono scritte. Quello stesso Falcone che quando si apprestava a collaborare col Ministero della Giustizia, da coloro i quali oggi sono contro la separazione delle carriere, veniva additato come un traditore, anche dalla sua stessa corrente. Questo è vero. Diciamo le cose come stanno. Poi devo dire che il fulcro della riforma, se dobbiamo essere realisti, è proprio il sorteggio, che può essere sorteggio secco come
è previsto adesso, o sorteggio temperato, perché il sorteggio, che vuol dire il sorteggio? Il sorteggio è quello che garantisce una causalità più o meno radicale nella scelta dei magistrati che devono andare a comporre il Consiglio Superiore della Magistratura, in modo da scardinare quel sistema delle correnti che ha dato luogo al famoso caso Palamare, ma che è il fattore principale della degenerazione, del calo di credibilità della magistratura. La magistratura associata ha svolto un ruolo importante in questo paese, perché ha consentito anche l'evoluzione del nostro ordinamento giuridico in un periodo in cui la democrazia era bloccata, diciamo, fino al crollo del muro di Berlino, ma poi la funzione delle correnti, cioè della magistratura associata, ha assunto un altro tono ed è sfociata in quei processi di degenerazione per cui agli incarichi direttivi e semidirettivi spesso sono destinati. Questo è un frutto della riforma Mastella. Sarà un frutto della riforma Mastella, si fanno in un certo modo. Antonio Fiorefreddo, sentiamo. E poi volevo dare la parola anche a Antonio Condorelli, che ha delle domande da fare, ma volevo sentire prima di tutti, ci sente il procuratore D'Amato? Ci sente, no? Sta seguendo? Sì, sto seguendo. Procuratore, ecco, no, perché non ci eravamo salutati. Allora, intanto buon pomeriggio anche a lei. No, grazie. Sta seguendo il dibattito, può intervenire ovviamente quando vuole, tra un minuto però dobbiamo dare la pausa pubblicitaria. Fiorefreddo, prego. Poi... Tanto saluto gli ospiti collegati da fuori, il procuratore e il giudice. Avvocato Antonio Fiorefreddo ovviamente rappresenta una parte importante del processo, che è quella ovviamente Direi la parte debole. No, direi la parte debole, perché dico come la penso. Se condivido la diagnosi, poi non condivido la cura, cioè nel senso che ci sia oggi una magistratura inquirente in particolare, fortemente delegittimata per la degenerazione di una minoranza dei magistrati inquirenti, che disponendo di un potere straordinario che consiste, unico, che consiste nella proposta di togliere la libertà ad un cittadino, col rischio della rovina della vita di quell'uomo, se esiste una delegittimazione che deriva dalle porte girevoli, cioè da magistrati che passano dalle funzioni di uomini dello Stato inquirenti alla politica e viceversa, se esistano oggi provvedimenti disciplinari che fanno ridere perché c'è una sostanziale impunità del magistrato che incorre in procedimento disciplinare, se tutto questo è vero ed oggettivamente c'è oggi una forte delegittimazione, perché è un potere che sembra essere diventato sempre più autoreferenziale, tuttavia, se questo è vero, e ripeto è vero perché fa più rumore una minoranza, perché ci sono fior di magistrati inquirenti che hanno una grande cultura della giurisdizione e hanno grande equilibrio, non c'è dubbio, ed è certamente la maggioranza. Magari non finiscono sui giornali, appunto per quello, e quindi esercitano il loro ruolo anche con la sobrietà che è dovuta, tuttavia la soluzione non è, a mio modo di vedere, modestissimo, la separazione delle carriere. Non serve a niente da questo punto di vista, quindi dirò una posizione che non è condivisa da tanti avvocati. Intanto perché le riforme non si fanno in un clima da stadio, cioè una riforma che viene vista e viene presentata soprattutto, non da chi la riceve ma da chi la fa, come una punizione, è già un atto istituzionalmente non condivisibile. Proprio come metodo. Fiorefreddo, insomma, non è... Sa quanto dibattito c'è stato? No, voglio dire, è un dibattito... Non parte certamente da questo governo la voglia di separare le carriere. No, parte da Berlusconi, parte da prima di Berlusconi, parte anche da Craxi, parte da Boato, cioè non è di oggi. Tuttavia io non condivido questa soluzione, perché ritengo invece che il magistrato,
con le diversità di ogni sistema, cioè non possiamo paragonarci agli Stati Uniti dove ci sono problemi d'altro tipo, l'abbiamo visto proprio in questi giorni con Trump, no? certo. Ecco, quindi non funziona bene neppure lì, non funziona bene neppure in Francia, ma in Italia che il magistrato inquirente abbia una cultura della giurisdizione, quindi che si traduce anche, per farci capire, in equilibrio, nella possibilità di rinvenire le prove anche a favore. Poi dice ma non si fa in pratica, allora andiamo a vedere perché non si fa in pratica, perché è vero che in pratica spesso non succede, ma è un altro problema, cioè non si risolve il problema con la separazione delle carriere. Diverso invece la questione del disciplinare. Cioè è chiaro che va superata questa ipotesi di giustizia fatta in casa, dove si assolvono tra di loro, non va bene, non è un buon esempio per i cittadini che pagano per tutto, e invece chi poi amministra la giustizia può presentarsi in aula in bicicletta e dire che lo può fare perché ha il mal di schiena, piuttosto che tante altre cose più gravi che abbiamo letto sui libri di Palamara o che abbiamo osservato direttamente, perché non avevamo bisogno dei libri di Palamara per capire che c'era qualcosa che non andava. Sono assolutamente contrario a qualsiasi ipotesi di sorteggio, perché il problema del sorteggio è un problema che uccide il merito. Allora, se vanno male le forme di associazionismo, sì, ma la corrente è un problema, però non lo risolviamo col sorteggio, è un atto di ingenuità. Io sono contrario, credo che il sorteggio rischia di lasciare a casa magari una persona animata dalla voglia di fare battaglie associative sacrosante all'interno della magistratura e magari di portare avanti chi farebbe bene a starsene a casa. Procuratore D'Amato, rientro con lei e con il collega Antonio Condorelli subito dopo la pubblicità. Dire velocissimo. Anche due gliela faccio dire. Il sorteggio adesso, sì, il sorteggio, la pubblicità. no, perché poi perde il filo. Il sorteggio può essere benevolo o negativo, tutti ottimi oppure per disgrazia tutti pessimi, e quindi non va bene. Il sorteggio non è come salire sulla carrozza del Senato. A Catania, lo dico per il procuratore di Messina, si sorteggia chi deve salire sulla carrozza del Senato, insomma non è la stessa cosa. Non ci vuole salire più nessuno, anche non ci vuole salire più nessuno. Pubblicità. Il dibattito ovviamente non concede tregua, non concede pausa, allora ben trovati ancora ai nostri telespettatori. Allora, Antonio Condorelli, oggi stiamo occupando di giustizia, di riforma della giustizia, di riforma della giustizia nello specifico, nella separazione delle carriere e dei magistrati, che tanto anima, ormai lo abbiamo sentito anche nella prima parte della nostra trasmissione, da anni la politica, perché poi è un tema appunto che riguarda davvero in estrema sintesi la politica, in questo caso il governo di centrodestra. Allora, Antonio Condorelli, avevi delle domande, avevi dei dubbi? Sì, sarò molto breve. E poi sentiamo anche il procuratore di Messina che ovviamente entra in pieno nel dibattito. Io non credo che la questione fondamentale di questa riforma sia il creare l'indipendenza di un pubblico ministero da un giudice, perché sarebbe più cruciale l'indipendenza di un giudice, per esempio di primo grado o di secondo grado, da un giudice di primo grado. Cioè, non è questo l'elemento centrale, secondo me. L'elemento centrale è che con questa riforma si sta giocando una partita molto importante, che è quella di ridisegnare i rapporti non solo all'interno della magistratura, ma con la possibilità che si ridisegnino anche e soprattutto nei confronti del potere politico. E io qui mi riferisco alle aperture e alle diversità di assetto che sono provocate dal sorteggio, che secondo me ha anche dei vantaggi, ma soprattutto dalla figura del pubblico ministero, che diventa una figura veramente importante, veramente potente, che potrebbe anche favorire alcune modifiche successive all'assetto processual penalistico, ma che sicuramente farà gola alla politica. Ed è questa la domanda, cioè il tema centrale è l'indipendenza della magistratura dalla magistratura, oppure si apre la porta a qualche rischio di un rapporto diverso col mondo, con l'esecutivo, perché questo è l'elemento centrale. Lo chiediamo al procuratore, sì. D'Amato. Procuratore, seguito il dibattito, sì, insomma, intanto, entra in corso, sì, ovviamente.
Sì, intanto grazie, perdonatemi se arrivo con qualche minuto di ritardo. Non si preoccupi. Visto che ci rivolgiamo anche a dei telespettatori, sarebbe forse il caso di inquadrare nell'attuale contesto storico questo complesso di riforme che si sta portando avanti, non solo dal 2022 ad oggi, cioè dall'attuale maggioranza, ma diciamo dagli ultimi 5-6 anni a questa parte. Consentitemi pertanto un inquadramento storico solo per fare poi un'analisi complessiva. Sì, tempi televisivi, procuratore. Non celebriamo il processo perché sennò non ce la facciamo. Assolutamente. Anche perché considerando i tempi lenti della giustizia finiamo non so qua. Oggi si gioca tutto lì. Oggi abbiamo una magistratura in Italia che esprime un ordinamento giudiziario che esprime una magistratura forte, perché non elettiva, a differenza degli altri paesi nei quali la maggior parte portano un pubblico ministero elettivo. La magistratura italiana è forte proprio per questa sua autonomia e indipendenza. Tuttavia negli ultimi tempi, a partire purtroppo dal Covid, con il PNRR sono state introdotte in Italia una serie di disposizioni che hanno imposto una brevità nella celebrazione delle cause sia civili sia dei processi penali, in nome di un principio di efficienza e di produttività che è collegata a dei benefici economico-finanziari che sono stati accordati all'Italia. Tutto questo, se andate a guardare l'insieme delle riforme che sono state varate a partire dal 2020 ad oggi, ha un po', legato le mani. Abbiamo i piani, di smaltimento delle sentenze per i ritardi ultratriennali e via di seguito. E a mano, per effetto anche di una modifica, di un'evoluzione socio-economica a cui faceva riferimento il professore e consigliere Giuffre, la caduta del muro di Berlino, il tramonto dei tradizionali partiti politici, la caduta del sindacato, la crisi della giurisdizione, attenzione, sia come crisi dell'avvocatura sia come crisi della magistratura, sono tutti elementi che ci dovrebbero far riflettere sul fatto che noi dobbiamo affrontare questi temi in una maniera diversa, cioè dobbiamo fare attenzione al fatto che l'esigenza di questa politica di oggi è quella di arrivare ad una semplificazione delle procedure, e io non vorrei che la semplificazione delle procedure, secondo una eterogenesi dei fini, porti poi, sia pur non volendolo, attenzione, ad un controllo della magistratura dall'esterno, visto che proprio la magistratura italiana in questo momento è molto forte. E faccio riferimento non soltanto poi vi gioco un secondo giro. Scusi dottore, questa questione centrale, siamo a dibattito, dottore, questa questione centrale della possibile evoluzione e modifica del rapporto con l'esecutivo esiste o non esiste? Esiste nella misura in cui, stavo rispondendo proprio al suo intervento, questa esigenza di semplificazione sta passando oggi per una strada obbligata, quella dell'abbattimento, dell'indebolimento del controllo di legalità sull'azione amministrativa. E ne è un indice eloquente non soltanto la modifica della riforma dell'abuso d'ufficio, che è stato abrogato, ma anche tutto quello che si sta agitando in seno a un disegno di legge di riforma all'esame del Parlamento sulla modifica dei poteri del giudice contabile. Se si pensa al coinvolgimento del giudice contabile, attenzione, non della Corte dei Conti nella fase di controllo, nella parte preventiva relativa agli appalti e soprattutto nei poteri di controllo sugli atti, non solo della Presidenza del Consiglio e dei Ministri, ma anche di regioni, province e comuni, aumentando il potere di controllo, attenzione, preventivo, ma sostanzialmente vanificandolo, perché attraverso la procedura del silenzio assenso una serie di atti, e finisco il concetto, una serie di atti saranno approvati con il silenzio assenso, creando anche uno scudo contabile per gli amministratori. Procuratore, la vorrei semplificare io però, in maniera molto netta.
Cioè, se tutto diciamo, l'impianto, se tutto il processo funzionasse bene, non ci sarebbe motivo, credo, di apportare cambiamenti. Il tema è che negli anni tutta la macchina della giustizia è diventata una macchina farraginosa, lentissima, che condanna i cittadini, pur poi risultando, come diceva il collega Pipitone, spesso anche innocenti, quindi assolti. Diciamo, sono costretti a subire anni e anni di processi, e lei sa cosa significa, no? Lei è a capo di una procura del sud, siciliana, messinese, dove il reato ovviamente più infamante è il reato di mafia, molto spesso è legato anche, e gli ultimi casi ce lo dimostrano, anche la politica, restando appesi, no? Come in un limbo per anni, senza sapere diciamo, come muoversi. Ecco, dico, se tutta la macchina funzionasse diciamo, bene, io credo che nessuno si sarebbe mai posta la questione, diciamo, di modificarla. Il tema è che veramente, e io qua la riporto ai cittadini, cioè vedono una giustizia lentissima, i magistrati che non, diciamo, anche quando sbagliano non pagano mai, neanche per gli errori. Io la sto semplificando, diciamo, mi sto mettendo diciamo, dal lato del telespettatore, procuratore. Prego. Allora, mettiamoci dal lato e poi rispondano tutti, perché credo che questo è un sentimento anche diciamo, gli altri colleghi suoi. Però in questo non posso non essere d'accordo i presenti, e soprattutto il consigliere Giuffrè, che è un raffinato analista dei tempi moderni. Allora, il tema è che proprio nelle moderne democrazie occidentali l'attribuzione al giudice in generale di poteri di intervento su tutto quelli che sono i diritti giudiziariamente azionabili ha comportato una dilatazione dello spazio di intervento della giurisdizione. Voi immaginate soltanto le 48 figure di reato create dal novembre 2022 a oggi, di cui altre 24 ce ne sono previste nel decreto sicurezza. Che cosa significa questo? La esigenza da parte di una maggioranza di turno, ma questo arriva e si è verificato negli ultimi 30 anni, per carità, a ricorrere allo spettro allo strumento penalistico per come dire, ottenere l'obiettivo di una maggiore pacificazione sociale e quindi una convivenza più civile e meno pericolosa. Questo avrebbe dovuto comportare inevitabilmente un altro passaggio, cioè quello dell'attribuzione alla giurisdizione dei mezzi per far fronte a questa come dire, aumentato domanda di giustizia. Questo aspetto, a mio avviso, non è stato curato. Esatto. Immaginate che ancora oggi i componenti del Consiglio Superiore lo sanno, noi abbiamo una carenza di 1500 magistrati come scopertura, abbiamo una carenza di edilizia giudiziaria, abbiamo carenze di personale amministrativo. L'età media in Italia è di 59 anni del personale amministrativo, dottore. Non solo, ma non sono nemmeno formati rispetto a quell'innovazione tecnologica applicata al processo, che è il processo telematico. Mi fermo qui. Giuseppe Pipitone. Io, diciamo, noi diciamo, giornalisti rappresentiamo, no, anche l'orecchio, la voce dei cittadini, che in questo caso ovviamente è sulla questione di giustizia. Guai a entrare in un processo di qualunque tipo, perché non si sa mai quando assolutamente quando sì, io sono d'accordo con quello che dite. La giustizia in Italia è lenta, non funziona, chi si trova in situazioni, ma soprattutto diciamo dal punto di vista civile, voglio dire, è credo un girone dantesco, però voglio dire... Ma guarda Giuseppe, io lo dico anche in riferimento ai temi che noi trattiamo spesso, che sono i temi della politica, cioè, molto spesso basta un niente per azzoppare un politico rampante, un politico di vecchio corso, un imprenditore, dico perché poi... Quando si entra e arriva anche solo l'avviso di garanzia, si aprono poi questioni che... Però io credo che questo non sia un problema di tutti i cittadini. Cioè i cittadini con la giustizia, il cittadino medio non è un politico rampante, non è un imprenditore facoltoso, no, diciamo, i cittadini magari hanno altri tipi di problemi con la giustizia, sono sicuramente giganteschi, possono avere dispute
citavo le questioni civili non a caso, dispute che finiscono dopo decenni, ventenni, no? E quello è il problema che riguarda i cittadini. Ma possiamo parlare anche del problema dell'avviso di garanzia che colpisce il politico rampante? Ma davvero noi stiamo pensando che la separazione della carriera non creerà questo problema? Io penso che lo amplificherà, per questo dico non vedo l'ora di vedere questa prego, siete aperti, diciamo. Ve lo ripeto, potete intervenire anche tra di voi. È già successo nel Tribunale di Catania, un giudice ieri aveva 61 fascicoli. Ora, pensare che questa riforma farà diminuire il carico a carico di questo giudice è impossibile. Questa è una riforma che... Non sento Pipitone che stava completando il ragionamento, però. È vero che noi oramai... facciamo completare il ragionamento di Giuseppe Pipitone e poi entrate voi. Sì. Prego. Antonio, questa riforma con la velocizzazione o anche con l'efficienza, cioè soltanto chi ha maggior possibilità di essere condannato a progresso, non c'entra assolutamente nulla. Per questo dico, la vogliamo vedere all'opera, anche perché abbiamo un precedente recente. Per 3 anni abbiamo detto che la riforma Nordio 1, diciamo, del penale, aveva l'avviso d'arresto, avrebbe fatto fuggire gli spacciatori di droga, lo abbiamo scritto sui giornali, non ci ha ascoltato nessuno, la riforma è stata approvata, gli spacciatori di droga vengono avvisati dell'arresto e scappano, succede ogni settimana, ci sono vari magistrati in studio, c'è anche il consigliere Giuffre, lo sappiamo. Prego, facciamoli parlare tutti. Vorrei dire, Giuffre, Fonso, Reale, che vorrei dire, e spero di trovare, non dico, saluto anche Antonio D'Amato, non dico... consenso alle mie parole, però un modo per confrontarsi. Allora, innanzitutto desidero fare una premessa. Lo diceva prima il collega D'Amato, ha fatto riferimento alla normativa introdotte post-Covid. Io mi spingo ancora più lontano. Dal 99, con la cosiddetta legge Carotti, che riformò il giudice unico e così via, si sostenne sempre in premessa che queste riforme dovevano servire all'accelerazione della definizione dei processi, questo fino alla soppressione di alcuni tribunali durante la legislatura del 2013 e tutta una serie di interventi legislativi. Nessuno, e sfido chiunque a dimostrare il contrario, di questi interventi normativi ha conseguito il risultato che si era prefisso. Anzi, come dice l'avvocato Fiumefreddo, si è conseguito il risultato opposto. Fatta questa premessa, desidero dire che delle cose che possono anche sembrare banali, perché però secondo me sono quelle. Avete fatto tutti riferimento alla necessità che sia i colletti bianchi, spesso cari ad Antonio Condorelli o a altri come dire, giornalisti, oppure i poveri disgraziati, tra virgolette, hanno l'esigenza di trovare spesso una pronta risposta alle loro richieste di giustizia. Ora, non faccio pubblicità a un'altra emittente di livello, diciamo, nazionale, ma in questi giorni ho avuto modo di vedere una miniserie dedicata a un ex calciatore di importanza internazionale, faccio il nome perché è sulla bocca di tutti, si chiama Michele Padovano, che ha avuto 17 anni, ha raccontato di calvario dopo essere stato arrestato e condannato in primo, in secondo grado, annullamento della Cassazione e infine assolto per vedere riconosciute le sue buone ragioni. E questo discorso si può, perché bisogna fare anche autocritica, no? Si può spostare ad altri settori. E come ho detto in premessa, il male... il collega D'Amato ha detto giustamente, ci vuole il controllo di legalità e non contribuisce al controllo di legalità da parte di una magistratura che deve essere indipendente e autonoma l'abrogazione di alcune figure di reato. Lui ha fatto riferimento all'abuso d'ufficio, si potrebbe pensare anche ad altre, oppure la riduzione dei controlli da parte della Corte dei Conti. Ma questo non è sufficiente, perché se io ho il dovere, faccio il nome, di indagare nei confronti di Ciliberti, mi permetta di dire che in questo momento è un pubblico amministratore, mi si deve consentire di fare il mio lavoro senza che però l'indagine a carico di Ciliberti, a seconda la parte politica, sia il sistema per fare
lotta politica. E quindi, per dire, Ciliberti si deve dimettere, se Ciliberti appartiene a ma lui. di fatto succede questo, però. Questo è l'errore. Ma di fatto succede questo. E questo è l'errore che poi porta il legislatore e tanti che si lamentavano, la paura della firma e così via, ad abrogare il delitto di abuso d'ufficio. E non dico nulla. Anche quello, diciamo. Non dico nulla, no, ma diciamo. a beneficiarne, sa chi siamo stati in tanti? Molti magistrati, le cui pratiche, per esempio, pendenti al Consiglio Superiore, perché erano stati denunciati o indagati, anche noi, per articolo 323, sono venute meno. Allora, per pubblicità, Quindi dobbiamo confrontarci sulle cose serie. Pubblicità e poi torniamo. Vorrei dare subito la parola a Reale, però torniamo. Poi io... Prego. Non ci basta, quando apriamo questi temi, Fonzo, un attimo, Giuffre, un attimo, ormai è un dibattito aperto, senza pausa. Scusate. Allora, no, prego. Allora, volevo sentire Reale, però dicevo, io ci sono stati ora alcuni casi, per esempio il processo Salvini, Reale, processo parallelo, Catania-Palermo, Catania non è andato neanche a processo, Palermo 3 anni, poi è stato assolto. Ecco, questi sono poi i casi, no? Che succede? La prima volta non hanno dato l'autorizzazione. Battute. È difficile rispondere in poco perché ci sono stati troppi interventi molto densi e molto importanti. Però lei è bravo, io per questo la invito sempre. La prima è questa, dico una cosa molto pesante anche per la nostra categoria, che so che dà molto fastidio. Il problema che lei ha citato sul fatto della sensazione di un colore nell'esercizio dell'azione penale è un problema serio, gravissimo della magistratura associata e che deve essere affrontato una volta per tutte. Dovremmo eliminare proprio il collateralismo politico che ha connotato alcune correnti della magistratura con i partiti politici. Questo è un grosso problema e questo si riflette anche nel genere di attività che il Consiglio Superiore della Magistratura svolge quotidianamente. Dobbiamo cioè prendere una posizione su cosa vogliamo che sia il Consiglio Superiore, un organo tecnico imparziale di alta amministrazione che serva ad amministrare i giudici, oppure vogliamo un organo politico che faccia politica anche nella scelta dei capi e dei direttivi, soprattutto quando si tratta di capi delle procure, cioè di coloro che oggi esercitano l'azione penale e che sono titolari esclusivi dell'azione penale. Questo è il problema dei problemi e per questo l'unico genere di sistema che si è riusciti comunque a pensare che possa tagliare completamente e recidere questo cordone ombelicale tra la politicizzazione normale della magistratura, cioè il suo associazionismo, e quella che è l'attività istituzionale di un organo tecnico che è il Consiglio Superiore della Magistratura, non può che essere il sorteggio. Rispondo quotando in pieno il professore Giuffre su quelle che era la sua stessa analisi e cercando di rispondere anche al collega Fonzo in ordine a quelli che sono i rischi del sorteggio. È vero, quello che loro citano è il sorteggio secco, e anche l'avvocato Fiumefreddo, mi ero segnato anche la sua battuta che uccide il merito. No, il sorteggio non uccide il merito, uccide la correntocrazia, la degenerazione della correntocrazia all'interno del Consiglio Superiore, perché il merito viene già selezionato da un concorso pubblico al quale partecipiamo tutti i magistrati e grazie al quale noi ci troviamo dentro questo ordine giudiziario. Da questa categoria, Andrea, se vengono sorteggiati tutti di uno stesso gruppo per pura casualità? Sacrosanto, infatti è un rischio che dobbiamo comunque accollarci. Però vorrei dire, dottor Reale, che anche questo rischio c'è fino a un certo punto, perché una minoranza dei magistrati sono iscritti alle correnti, la maggioranza sono iscritti all'ANM, ma solo una minoranza oggi sono iscritti alle correnti, quindi la stragrande maggioranza, stando fuori dalle correnti, neanche può partecipare alla selezione per entrare in Consiglio Superiore della Magistratura, e questo è il vero problema. Detto questo, io ho proposto nella relazione di minoranza anche l'alternativa del sorteggio temperato. Concordo con il dottor Reale, così come con il collega Mirenda in Consiglio. Reale, lei ha detto delle cose che io sottoscrivo, come dire, d'altra parte magistrati come lei, come anche poc'anzi il procuratore, danno ragione quando si dice che la stragrande parte della magistratura è composta da persone di questo livello e di questo equilibrio. Tuttavia, quando io parlo di merito non mi riferisco al concorso, sulla cui correttezza delle procedure, diciamo, voglio stendere un velo, perché non sono così convinto che sia al di sopra di ogni sospetto. Tuttavia, non mi riferisco anche a quel concorso per entrare. Sì, anche il concorso per entrare in magistratura, come molti concorsi in Italia. No, lo ha scritto un consigliere superiore della magistratura che ha pubblicato 2 volumi, quindi che ci fosse una divisione
anche lì si diceva nella Prima Repubblica, sui posti disponibili è un fatto accertato giudiziariamente, ma non mi riferivo a quel merito, perché non c'è dubbio che bisogna studiare per superare quel concorso, ma non è che se hai superato il concorso hai risolto il problema del merito. Poi c'è un merito che e a quello mi riferivo, che afferisce alla tua capacità di essere magistrato, di essere pubblico ministero, di essere equilibrato, di non perdere la testa per il potere, di non fare delle cose che servono solo ad andare sui giornali. C'è quel merito che vale tanto quanto lo studio, ed è anche poi capacità di fare sentenze, di produrre, di risolvere tanti problemi che si potrebbero risolvere con le leggi che abbiamo, e quel merito io ho paura, non ho una soluzione, ho il timore che il sorteggio, io provengo da una cultura liberale, ho l'orrore dei sorteggi, non perché credo che si trucchino, ma perché davvero significa ancora una volta una linea orizzontale, mentre invece bisognerebbe dare più voce alle statistiche dei singoli magistrati, ma non per controllarli, ma al rapporto che hanno con l'avvocatura. Condivido quello che ha detto il procuratore D'Amato, l'avvocatura è in un abisso ed è una delle ragioni forse che dà conto della difficoltà di rapporto con la magistratura. L'avvocatura parteggia per una parte politica per lo più e sbaglia a sua volta, non è più una professione intellettuale, non funziona al proprio interno la disciplina, come dire, andrebbe forse immaginato un numero chiuso anche lì, però l'avvocatura, il rapporto che il magistrato ha con l'avvocatura dovrebbe rientrare anche in una valutazione del magistrato. Ci sono magistrati che non ritengono di dover neanche interloquire con l'avvocatura, questo non va bene, ci sono tanti esempi che dal punto di vista umano sono degradanti, ma soprattutto sapete cosa è degradante per il cittadino? Arrivare in aula, stare ore e ore aspettando magari di testimoniare e avere il giudice che ha 50-60 fascicoli, non per colpa del giudice, non lo risolve, questo voglio dire, che sta lì con 50-60 fascicoli e ascoltiamo quando è possibile un test per ogni processo. Allora tutto ciò non si risolve con la separazione delle carriere, si risolve in altro modo. Però questo è un altro, diciamo, parallelamente si può lavorare. Il problema è la separazione delle carriere. Siamo in chiusura, ci sono già i titoli di coda. Nei fatti c'è, ma il problema è un problema di coerenza del sistema, un sistema che mette al centro la persona, i suoi diritti, le sue libertà, è un sistema coerente con l'assetto liberal democratico, allora nel quale, di passare alla discrezionalità. Non condivido, ma dovete avere il coraggio di passare alla discrezionalità. Sono d'accordo e chiudo con questo. La politica criminale è una componente fondamentale dell'indirizzo politico di una maggioranza. Certo. Quindi i criteri di priorità, che peraltro sono inseriti nella Cartabia con una scelta del Parlamento, dovrà essere la successiva riforma o la successiva attuazione di una riforma già approvata che completerà il quadro. La maggioranza deve poter scegliere qual è la priorità, non l'esclusività. Quindi riesumare un cadavere dopo 60 anni non sarà una priorità. La priorità dei ricorsi che devono, questo è di Palermo, delle inchieste che devono essere questi sono suoi colleghi. Ora lei fa questa battuta, dico, sono suoi colleghi o no? Io posso dire soltanto questo, che se riesumare un cadavere dopo 60 anni in pompa magna per fare un'indagine per vedere se era il cadavere di Salvatore Giuliano nel 2010, per poi arrivare dopo qualche anno alla conferma col DNA che era il cadavere di Salvatore Giuliano e non avere altro sbocco dal punto di vista investigativo, perché dopo 60 e passa anni non si poteva avere, certamente, io lo dico senza tema di smentita, è un'anomalia del sistema. Ma non lo risolve la separazione della carriera. E ce n'è più di una di queste. Allora siamo in chiusura, io ringrazio Felice Giuffre, costituzionalista e componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura, il procuratore Fonso, l'avvocato Fiumefreddo, il procuratore capo di Messina Antonio D'Amato. Grazie. D'Amato, lei la invito perché è arrivato in ritardo, quindi mi deve un po' di trasmissione, quindi ritornerà spero volentieri a dibattere con noi. Con grande piacere e grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Saluto Andrea Reale, magistrato a Ragusa, magistrato dibattimentale. Questo è giusto così stavolta. Grazie. Sì, grazie. Sì, Grazie.
Grazie a voi. Grazie Andrea Reale. Ringrazio i colleghi. Giuseppe Pipitone, come vedi Giuseppe, poi c'è sempre tante parole e poi non si arriva mai. Insomma, c'è tanto la dibattito. Storia di questo Meno paese, male, alimentiamo la nostra professione. E saluto anche Antonio Condorelli, che ritornerà con noi invece la settimana prossima. Grazie per essere stati con noi e l'appuntamento ritorna la prossima settimana, sempre qui al Punto.